Grande appuntamento questa sera con Iskra Menarini, un'artista fantastica che abbiamo visto in diverse occasioni, l'abbiamo vista a fianco di un grandissimo Lucio Dalla che vogliamo ricordare, l'abbiamo vista anche da sola a Sanremo. Solo in compagnia, insomma, come adesso, su tutti questi microfoni qua. L'abbiamo vista veramente regalarci tante emozioni e continui a regalarci delle emozioni. Questa sera è una serata di grande cuore, un oceano di emozioni, direi. Sembra veramente avere una barca, sai, quelle barchette piccole e dover conquistare un mare di gente. Stare dietro a Lucio sicuramente era molto più semplice, però lo dico sempre, il fatto che lui mi ha sempre spinta, mi ha sempre presentato, ha sempre fatto in modo che la gente mi volesse bene, mi conoscesse come solista, anche perché lo ero, ho iniziato a 40 anni con lui, venivo dal rock, blues, e quindi mi sembrava molto doveroso non deluderlo, no? Perché si fa prima, vabbè, lui non c'è più, adesso vado ogni tanto in giro. Invece mi sono impegnata molto, sono una persona impegnata anche nel sociale, sono una persona che da sempre, mi sono sempre guardata attorno, anche per terra. Per esempio l'altro giorno ho visto tutti dei gattini, sai, queste cose che forse, non so, adesso qua c'è questo rapporto di libertà, no? Quindi per andare a rubare il prosciutto, sai, queste cose che non fai quasi mai. E quindi vuol dire che comunque sono una persona che guarda davanti, anche dietro, perché la battuta, no? E poi così mi piace scherzare, comunque io sono anche testimone alla nazionale di ADMO, l'associazione donatori midollo osseo, per una cosa che una mamma non dovrebbe mai vedere, e quindi più di questo come fai a non accorgerti? Poi quando muoiono i bambini non c'è colore, le lacrime non hanno nemmeno colore, non hanno, capito? Poi sicuramente stiamo vivendo un'invasione che qualcuno molto probabilmente vuole, però quando ci sono, vedi i bambini, non so, che tornano indietro dal mare, oppure succede un terremoto così, lì non hai nemmeno il coraggio di dire come sono fortunata. Non sei fortunata, perché stai vivendo, se sei una mamma, se sei una persona sensibile, vivi anche un dolore molto profondo anche tu. Guardavo oggi i bambini picchiati negli asili, cioè una cosa assurda. E quindi molto probabilmente per mantenere un cuore forte comunque mi nutro di musica, che mi aiuta, diciamo così, a superare, perché comunque se sei molto sensibile si sa che poi diventi anche fragile, e quindi la musica ti aiuta, ti fa divertire, c'è la conquista del pubblico. Ho visto tanti fogli con occupato, cioè riservato. E forse è un po' questa la scommessa, penso, per me è ancora così, chiaro, non ho un nome né Lucio Dalla, però vivendo 24 anni insieme a lui ho visto talmente, adesso è tutto un rigirare le cose, ma non so, ho visto. Ma l'incontro con Lucio Dalla è stato anche molto intenso. È stato molto intenso perché venivo dal rock al blues, ho fatto anche un po' di jazz, così, questa libertà della musica, e poi in una chiesetta mi ricordo che invitarono lui, e lui stava partendo per un tour e c'erano gli stadio, che io conoscevo benissimo, che non erano ancora stadio, che si chiamavano 5 Lire. È stata anche una parte del mio gruppo, ero la cantante di un gruppo, oltre i Tombstone. E lui mi cominciò a guardare, poi mi disse, dalle nostre parti ci slega, no? Cioè che improvvisi qualcosa. E da lì è partita questa cosa, questa cioè è stato. Io guardavo lui guardava me, poi mi ha detto facciamo un provino, e da lì è partita la mia storia, la mia vita infinita, perché 24 anni in giro nel mondo, sempre vicino a lui, anche a casa, cioè Milo, poi qui c'è, e quindi dura. Quando canto Caruso, insomma, a parte che cerco proprio quella che sono, coi capelli rasta. Io ho sentito Caruso, tra l'altro, una versione riarrangiata meravigliosa, perché è una versione sì. come Meno male, no, vero, davvero, molto bella, meno molto male, anche perché come la canta lui è impossibile, quindi non esiste, allora è meglio fare i passettini tuoi. E stasera è una bellissima cosa, i Lions danno una grande mano, no? Tutto l'incasso andrà. Per quello che succede, l'Italia sembra diventata più fragile di quello che era, non so, sembra che ci abbiano dichiarato guerra, no? Però gli italiani hanno questa forza, o non gliene frega niente, o sono potenti, quindi
Io spero di rimanere così, con questa sensibilità, spero che tutta la gente sia sensibile. Dopo mi fate un giro a tutti i musicisti che sono là dentro, è bellissimo. Dopo E io vorrei anche conoscere i musicisti che questa sera suoneranno, tipo Peppe Sferrazza, che ho il piacere già di conoscere. Piacere di conoscere i musicisti di questa sera, quindi ciao Peppe. Ciao Leonardo. Ecco. Ciao Dario. Ciao, io sono Thomas. Ecco, chi mi dice due battute, che suonare con Iskra Menarini è sicuramente una grande soddisfazione, perché diciamo una voce stupenda, è un artista con la A maiuscola, in un appuntamento del genere è sicuramente motivo di orgoglio, di grande piacere. Ah certo, a parte che hai detto tutto tu ed è giusto, perché noi prima di tutto la stimiamo molto, ci piace molto e poi basta, secondo me vedrete una bella serata, rimanete qua a ascoltarla. Abbiamo Nuccio con noi che è una colonna portante. Ciao. Ci salutiamo. E basta, faremo un po' di, farà poi, noi accompagniamo solo un po' di pezzi di Dalla, un po' di pezzi suoi, qualche cover e insomma la serata parleranno i vostri strumenti, ecco, parleranno gli strumenti dei musicisti di questa sera e la sua bellissima voce e la sua anima. Sì, grazie a tutti. assolutamente. Ciao.